L'ordinanza regionale per tutelare i lavoratori dei cantieri esposti durante l'estate alle temperature sempre più bollenti riguarda in Veneto quasi 24.000 lavoratori, non solo nei cantieri stradali ma anche quelli edili. Confartigianato si stava già attivando per cercare di ottimizzare le condizioni di lavoro estremamente difficili che ormai si ripetono ogni estate. Al primo posto sappiamo benissimo che ormai gli artigiani devono mettere la sicurezza e la salute perché sono loro stessi artefici delle loro imprese, lavorano a fianco con i loro dipendenti e collaboratori, sono le prime sentinelle se qualcosa non va, se ci sono sforzi troppo grossi, se le condizioni climatiche non sono quelle più opportune. A volte però devono fare dei sacrifici, devono fare delle scelte un po' particolari, perché? Perché sono dettate da consegne troppo pressanti, ritardi magari sui lavori e tutta una serie di condizionamenti anche extraambientali che li costringono magari a comportarsi in un certo modo. Il provvedimento della Regione, che resterà in vigore fino al 31 di agosto, è condiviso dai rappresentanti di categoria degli artigiani. A questo però si devono aggiungere altre misure che coinvolgono tutti per tutelare la tenuta delle imprese che fermano i cantieri in anticipo. Il committente mette delle date di consegna e mette delle scadenze, giustamente, però mette anche delle penali. Ecco che le penali non hanno più alcun senso, alcun valore nel momento in cui c'è un'emergenza. Adesso la delibera regionale mette in chiaro che c'è un'emergenza, dunque sarà ampiamente giustificato ogni tipo di ritardo sulle consegne. Ciò non toglie che ci si può organizzare con orari di lavoro un po' diversi, di adattamento a quelle che sono le condizioni climatiche, ma anche nel caso non sia possibile farlo, può essere anche utile, anzi deve essere utile, rivolgersi per esempio agli ammortizzatori sociali, per esempio la cassa di integrazione. Stati di emergenza come il caldo sempre più intenso d'estate o fenomeni di maltempo si ripetono con frequenza, dunque il lavoro va riorganizzato. Sarà il caso che quando si fanno contratti, quando si firmano preventivi, quando si fanno previsionali, in realtà sia il committente che poi chi lavorerà per onorare la commessa e sappiano che c'è invece una tolleranza dovuta proprio a questi stati emergenziali che non dipendono né dal committente né dal realizzatore.